strumento unitario di sostegno all'iniziativa per l'istituzione in Sardegna della zona franca e di delega a me per sollecitare la Regione a intraprendere l'iniziativa. Quindi noi a livello istituzionale abbiamo adempiuto al nostro dovere minimo. Purtroppo dovrei fare una piccola grace, perché questa legge 20 ecco, invece la 20 io ha una funzione. non sono riuscito, cioè ho cercato di entrare nel sito per capirla, perché volevo leggere per capire il contenuto, quindi ho letto commenti sul giornale, ma volevo leggere il testo e la Regione non ho capito perché non l'ha pubblicata, benché sia la legge altre è cose pubblicata sul sito. la legge è pubblicata, tanto è vero che io l'ho letta e l'ha letta anche il comandante Esposito. Scusa, se non l'hanno pubblicata oggi non voglio smentire, vieni un secondo, dai, vieni un secondo. Può darsi. Allora, dove siamo? Dov'è? Ah, Vieni un secondo, posso sbagliare, ma anche ieri. l'ho letta io, cioè significa che deve essere. Vabbè. Se no andiamo No, sul sito non che Zona non Franca. esiste, non che non No, ma sul esiste. sito Zona Franca c'è. Eccolo qua, non è pubblicata. Legge regionale 26 luglio numero 6, non è ancora pubblicata. E io leggo No, le leggi ma sul questa sito. non è la pubblicazione. Ma stiamo scherzando, No. hai a che fare con uno che se ne intende. Sono fermi alla pubblicazione della legge numero 16 sul 20, dai. Non che non sia approvata, è un'altra cosa. E sicuramente esiste anche il testo a livello regionale. Però la legge è resa nota attraverso il sito dove sono indicate le leggi regionali. Sono fermi alla legge 16. Io, se vado a cercare, la trovo, però la Sul sito Zona pubblicazione... Franca c'è. Ma non è il sito Zona Franca, scusa, perché un amministratore al sito Zona Franca deve andare al sito della regione che l'ha approvata. Sì, va bene. No, ma una questione. volevo essere sicuro, non che non esista la legge. Siccome l'effetto è già sortito, Purtroppo ha ragione. Non che la legge non sia approvata, però la regione sarda non so perché nel suo sito non l'ha ancora pubblicata. Quindi un amministratore, certo, io se voglio cercare la legge la trovo, ma lavorando per me è comodo andare nel sito della regione, quello istituzionale, leggi regionali, apro anno di riferimento, anno 2013, sono fermi alla numero 16, non hanno pubblicato le altre, quindi avevo ragione. no, una questione di Ok, ma sicuramente, perché la legge è stata votata anche come... non è di aggiornamento, io non obbligo, l'aggiornamento deve essere garantito. votata- Dopo un mese la regione nel suo sito deve mettere la legge, perché io la posso, non è che devo fare la ricerca tra gli amici della zona franca o i comitati, la regione, come se volessi conoscere una legge dello Stato o gli strumenti per conoscere senza chiamare gli esperti e gli avvocati. Comunque questo non c'entra niente, continua. È stata votata il 30 e pubblicata il 2. Questo è Io purtroppo non so visitare il commissariamento Sì. della regione e i pieni poteri sulla zona franca affidati al prefetto. Questa è la sostanza della legge. In 60 giorni, quindi ormai saremo a 40 giorni, anche meno, 30 giorni, tra 30 giorni i poteri passeranno al prefetto, che diventerà il commissario per l'attuazione dei punti franchi, dei porti franchi e di tutte le zone produttive collegate e collegabili a quei punti franchi nell'ambito dei famosi 120 km. Cosa è successo? Siccome abbiamo deciso di usare il decreto 75 come grimaldello per arrivare alla zona franca integrale, che vuol dire al consumo e doganale su tutto il territorio regionale, isole minori comprese, lo scopo è quello che tutti i comuni interessati, e in realtà per noi tutti, comunichino immediatamente e si attivino immediatamente per dire anche noi siamo col porto di Olbia, anche noi siamo col porto di Tortolì, noi siamo collegati. Questo noi l'abbiamo già fatto. Questa è la lettera integrativa. Sì. Territorio? Intero territorio. Intero territorio. Sì, chiaramente. Integrale. Poi c'è non è una lettera tecnica. No, su questa norma è previsto che qualora tu volessi indicare Una notizia. un'altra, dovresti Una fare notizia. e l'altro un'altra. Invece se l'intera area capito, comunale non tecnicamente. puoi fare l'eccezione. Ha senso. Sì. questi sono dettagli Non era solo tecnici. la zona Richilivani? Non era solo la zona Richilivani? Beh, Nella mozione- se si va alla delimitazione, però
nel nostro documento, quello consigliare, quello che... c'era una Era un po' richiesta generico. generica e si parlava della zona di Chilivani, ma non con delimitazione precisa. non era fatto. Certamente questo è stato un limite, però si può anche riformulare. Non è che... Bisogna riscrivere purtroppo. Il La documento regione- l'ha approvato il Consiglio, ma comunque posso scrivere io. Sì, Vabbè. anche perché non è chiaro se sia una delibera, ma penso che sia sufficiente una nota. Non è una delibera ma è una lettera, Una una nota semplice integrativa lettera. nella quale dici, uno Va che bene, cambia adesso mi è tutto territorio. chiaro, perché la vedi non la vuole, Questo è il primo passo, cioè ogni comune dice noi con il 75-98 accediamo a questo. In realtà lo scopo è anche agevolare i suoi cittadini, perché Questo mi è tutto chiaro. questo serve per portare la Senti, benzina a €1. quindi l'opzione su cui vi state battendo voi è la zona franca integrale. Integrale. Mentre al la consumo. Regione, in base alla lettera pubblicata, sta invece voler portare avanti l'iniziativa sui 6 punti franchi. Sì. E le zone ad esse collegabili. Con la parola che è prevista già nel decreto legislativo 75-98 che indica le Sì. aree ad esse collegate, Sì. di fatto tu attraverso i Collegate punti o franchi collegabili? o collegabili, nel momento in cui tu deliberi come comune di collegati, a quel punto ottieni Ok. l'integrale. C'è un piccolo dettaglio, Sì. che a noi serve la zona franca anche al consumo, perché questa è la zona franca doganale. Quando noi abbiamo esteso la zona franca doganale anche alle aree produttive dei comuni anche più lontani e abbiamo preso tutto il territorio, siamo a un passo dalla zona franca Ok, tutto integrale chiaro. al consumo, e per quello ci vuole una dichiarazione di intenti del comune. Ad esempio la Maddalena, io ce l'ho visitata avantieri, si sono già proposti come Marrubbio come comune pilota. Anche Cioè, Olbia, per no, provarlo Antonio? subito. Anche Olbia, vero? Extra legge. Sì, tutto fuori. E per questo c'è questa dichiarazione di intenti che è una delibera, ma per questo si muovono i primi cittadini. Noi vogliamo che i beni a consumo siano depurati dalle accise, dall'IVA, secondo come di vigno. Ok. Questo è il metodo che noi abbiamo deciso di seguire. Prima di limitare Il il vostro rapporto con territorio, la Regione com'è in questo momento? stamattina c'è stato l'incontro in regione. Sì. Noi abbiamo incontri Tra il vostro- ieri sera, c'è stata la dottoressa Andrea e l'avvocato Scifra. L'incontro è stato convocato ieri sera d'urgenza per problemi di ordine pratico, che sono problemi da risolvere subito. Entro quanto facciamo questo, entro quanto facciamo l'altro, cosa succede con questa normativa, spuntano fuori diversi aggiustamenti da fare, ci vuole un certo accordo. E proprio stamattina si sta spingendo per Partire la free cominciare zone. a abbassare alcuni prezzi, Partire a la fare free zone. alcune operazioni. La cosa è in itinere, in più si prepara il tavolo tecnico con questo Giorgetti, che è il portatore di chiavi delle dogane, che dopo il tavolo tecnico con Casero è il punto dove noi dobbiamo andare, perché tutta questa roba qui si sbriga con le dogane. Sono le dogane sostanzialmente che ci danno il via libera, e chi ha la delega per le dogane è questo Giorgetti. Il tavolo tecnico si svolgerà a giorni, e però siamo pronti. Perché si sta facendo tutto a tamburo battente? Perché arriva il 1° novembre entra in vigore il famoso codice doganale Le europeo. modifiche al nuovo codice della Se noi non riusciamo a entrare in questa finestra temporale, Questo dopo mi è- le zone franche andranno trattate con la Commissione europea, che le darà a tempo. Quindi sarà un beneficio non più e non delle giubilerie. è a tempo. L'atto formale deve assumere il governo, il Parlamento. La prima formale esiste già, ed è un No, decreto legge. il 75. Il 75. Ok, ma per renderlo operativo. Assolutamente sì, La comunicazione. anche se è più un atto di Comunicazione di chi? è un atto di Cioè la trasferimento. Regione dovrà concordare con lo Stato su Certo. qualche cosa. Praticamente è successo questo. La legge esiste da Noi molto. abbiamo Anche fatto lo la Statuto comunicazione ex imperio con la modifica del titolo V della Costituzione, e abbiamo già comunicato questo a Semeta, il commissario europeo, che ci ha rimandato al mittente dicendo che non eravamo competenti in quanto l'Unione Europea tratta solo con gli Stati membri e la Regione Sardegna non è uno Stato membro, Ok. quindi c'è stato un Per quello problema che di dicevo. competenza. Quindi- Allora siamo passati dallo Stato membro e siamo andati a Roma, abbiamo portato i sindaci, siamo andati lì e abbiamo tenuto il primo tavolo tecnico dove gli abbiamo detto: spedisci questo,
E siamo a questo punto. Lo Stato deve fare il postino, non è che deve fare chissà che cosa, deve prenderlo e spedirlo. E sta avvocando a sé alcune prerogative dello Stato. Anzitutto sta facendo un'azione di controllo, perché si stanno rendendo conto che qui si scherza poco. Cioè, qui c'è realmente un problema di ordine pubblico, c'è realmente un problema di ingovernabilità, perché fra poco si andrà alle elezioni e nessuno sa cosa venire fuori, e in più realmente gli può convenire, perché la Sardegna è una zona franca italiana, secondo il loro diritto, e in più l'hanno fatta loro la legge, non vedo perché non dovrebbero attuarla, a meno che non sia tutto un bluff. No, Allora dovrebbero dire a parte che la è un bluff. legge c'è un altro aspetto importante, che proprio Solo ottenne dal governo italiano che in attuazione alla 75-98 è la Regione Sardegna che ha acquisito la legittimazione a disporre integralmente l'intero documento. Quindi, mentre prima il decreto del 75-98, il PCM del 2001, aspettava allo Stato fare e trasmettere, quello che portò a casa Sorve, noi facciamo, delimitiamo, attuiamo tutte le norme per l'individuazione corretta e definitiva e analitica della zona franca, trasmettiamo allo Stato il documento che a Solo trasmette proprio per il motivo che diceva che in funzione dei regolamenti comunitari la Regione non può trasmettere il termine Fermo europeo, restando che ma la deve... competenza è regionale, perché c'è la legge 10, la famosa legge di Malinchedda, che stabilisce che a proposito del 75-98 la delimitazione territoriale è competenza della Regione. Quindi abbiamo una legge apposta che non è mai stata contestata né impugnata, che è tuttora in vigore e che stabilisce la competenza regionale. Questa è una. Seconda poi, la competenza regionale è stabilita anche dal 75-98, perché stabilisce l'istituzione dei punti franchi che si comportano come tali e quindi devono attivarsi. Così come hanno fatto Cagliari Frison, doveva nascere l'Estado Frison, Arbatax Frison, eccetera. Adesso hanno fatto Sardegna Frison, che li mette tutti insieme, in modo da sbrigarsi, da fare una cosa in fretta. Quando noi diciamo subito, vuol dire subito. Tutti quelli che sto incontrando, a partire dai comandanti dei porti, i sindaci, i consorzi industriali, le autorità, sono per farlo subito. Non si capisce ancora chi è contro. Quindi io vengo qui a sfondare una porta aperta, ogni volta di fronte a me... Ho detto, noi abbiamo fatto gli atti politici Però di sostegno sta di all'iniziativa. fatto, esatto, Dopodiché che sarebbe... sappiamo bene che la partita a questo punto A può me ha giocare la stupito Regione, molto perché- il sindaco di La Maddalena, che tra l'altro